È l'unico modo che si conosce per far funzionare bene un'opera è quella di mettersi là, progettarla, realizzarla e dopo metterla a punto, sapendo che non arriveremo mai a una conclusione effettiva. Sarà una continua messa a punto, ci saranno problemi, si affronteranno, si risolveranno. Esattamente un anno fa, ad un convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri all'Ateneo Veneto, il commissario straordinario Elisabetta Spitz aveva annunciato che il Mose sarebbe stato parzialmente operativo dal giugno 2020 e quindi a pieno regime dalla fine del 2021. Sabato, a un anno di distanza, l'appuntamento nella stessa sede con l'Ordine degli Ingegneri sarà anche occasione per un primo bilancio di questi mesi di attività e per analizzare i nodi ancora da sciogliere. Il commissario Spitz credo abbia sicuramente affrontato, sono curioso di sentire cosa ci dirà sabato. Il chi decide, il come lo si decide, appunto l'innalzamento o meno, in rapporto alle previsioni meteo. Un altro aspetto di criticità è appunto quello delle previsioni meteo, l'abbiamo visto anche abbastanza di recente. C'è il problema del porto, ecco, che affronteremo sicuramente nel convegno, che è importantissimo, insomma la questione di mantenere alzato il Mose il più possibile significa penalizzare molto il porto. Viste le ingenti risorse messe a disposizione dal piano Next Generation dell'Unione Europea, la 2 giorni dell'Ordine degli Ingegneri di venerdì e sabato, oltre al Mose, tratterà il tema delle grandi opere e delle infrastrutture come mezzo di rilancio del paese. Quando il Mose viene alzato, c'è tutta una parte della città che va sott'acqua, ci sono una serie di interventi che devono essere comunque realizzati in quanto interventi complementari al Mose. Il tema della Basilica di San Marco è eclatante, evidentemente. Sul Mose c'è poi da decidere anche a quale soglia di alta marea attivare le dighe mobili, oppure ancora affrontare la complessa questione della loro manutenzione. Bisogna prendere a rotazione le paratoie, sfilarle dalla sede, portarle in officina. Io sinceramente non ho ancora capito se l'officina sarà all'Arsenale o in zona Marghera, insomma, ma qualcuno dovrà deciderlo.